Dalle valli da pesca al Parco del Sile alla gastronomia veronese, dai tesori mantovani del Mantegna ai mosaici di Ravenna, passando per le ville, non solo della Riviera, i Colli Euganei, gli agriturismi del Veneto orientale, su fino a Trieste, con, sullo sfondo, l'incanto di Venezia. Ma è solo una minima parte di quel che si sta vestendo a festa in vista dell'Expo 2015 di Milano. Perché di quei 21 milioni di visitatori attesi tra il 1° maggio e il 31 ottobre del prossimo anno nei padiglioni lombardi, il 30% sono stranieri e alla domanda quale sarebbe la vostra meta preferita in occasione di questo viaggio, la risposta è stata quasi unanime: Venezia. Un calcolo a spanne: nel veneziano, inteso come area vasta, potrebbero arrivare dai 4 agli 8 milioni di visitatori e il comitato Venice to Expo, che oggi ha presentato la seconda fase del master plan, sta valutando e selezionando i migliori progetti di accoglienza e servizio in 3 aree tematiche che vanno dall'alimentazione alla risorsa acqua alla storia del territorio. Sono i territori, oltre che la città, sono gli ambienti, sono gli operatori economici che si stanno preparando. Abbiamo scelto quello di unificare i territori grazie a questa proposta di esperienza. È un lavoro difficile da un punto di vista metodologico, ma anche necessario e utile per il futuro. Servirà da unguento alle ferite economiche della crisi che azzanna il Veneto. Unioncamere è pronta a predisporre aiuti. Solo la Camera di Commercio di Venezia sta preparando un bando per distribuire 400.000 euro per progetti delle sue imprese. 110 in tutto i progetti finora presentati da quasi tutti i comuni veneziani, ma anche da Padova, Rovigo, Treviso, Ravenna e Mantova. Venezia, insomma, è capofila, ma i tesori che la circondano non avranno un ruolo secondario. La bellezza di Venezia, la storia della cultura sono quelle di un'area così vasta che non partecipa da Ancella, che non partecipa da Corona per la Perla, partecipa a pieno titolo. Sono i nostri territori, la nostra Venezia.